Allora, avevo lasciato in sospeso Andrea Martellato e anche il segretario della CGIL, ma adesso vi do il tempo e modo e anche al presidente della Lega che non le ha fatto la domanda completa. In questa prima tornata di domande, lei come la vede a questo punto? Io credo che sia... Costi-benefici, perché le completo la questione, in base anche alle osservazioni che ci sono arrivate da molti cittadini. Da una parte difendiamoci, sosteniamo quello che è successo, dall'altro siamo in grado di farlo o ci massacriamo, tra virgolette, come osservava anche il dottor Ramundo, che è un economista e che quindi i conti li ha anche fatti purtroppo. Io credo che da soli, sia per un aspetto economico ma anche per un aspetto organizzativo, non andiamo da nessuna parte. L'Europa deve intervenire, deve cambiare passo, lo doveva già fare anni fa con la questione immigrazione, non l'ha fatto, non si è presa mai la responsabilità di studiare una strategia atta a dare una risposta a queste popolazioni che stavano emigrando dalla guerra o da territori che magari non erano in guerra, quindi doveva esserci una strategia. L'Italia è stata lasciata da sola, la Grecia da sola ad affrontarsi i problemi. Ancora di più oggi, con quello che è successo venerdì sera, ci deve essere una strategia comune europea. Se non abbiamo questa, ogni Stato prende una decisione come l'ha presa la Francia. Cioè, io entro, io parto, chi vuole mi segua. Secondo lei la Francia avrebbe dovuto prima tirare per i capelli l'Europa e dire decidiamo insieme qualcosa? Certo, non può, secondo me, uno Stato partire e mentre parte dire guardate che c'è un articolo che voi dovete seguirmi. No, magari qualche anno prima cerchiamo di fare una strategia comune, cerchiamo di risolvere un problema che magari in quel momento là ce l'ha la Grecia, ce l'ha l'Italia, non ce l'ho io come Francia o come Germania o come altre nazioni, però può succedere che un domani noi ce l'abbiamo magari diverso ma della stessa radice dopo la fine, no? E quindi la questione deve essere presa e studiata a livello generale, a livello europeo, anche per una questione di costi. Cioè, è inutile uscire, ogni nazione si fa la sua decisione, prende la sua decisione, chi di andare a bombardare, chi di chiudere le frontiere, chi di alzare muri, chi di lasciare porte aperte. Cioè, non è possibile intervenire così su un problema gravissimo come quello che abbiamo avuto, che abbiamo da anni a questa parte, ma che continueremo ad avere per i prossimi decenni, perché non dimentichiamoci che l'immigrazione e questo terrorismo ce l'avremo, magari non avremo le situazioni di venerdì sera o altre situazioni, ma avremo sempre la paura e avremo sempre il militare che sarà fuori dalla porta del Colosseo prima di far entrare il turista o fuori dalla porta di San Pietro prima di far entrare il turista. Quindi questa situazione non sarà più come quella che potevamo avere 20 anni fa, dove circolavamo tranquilli. Perciò anche quello è un costo e anche quella chiede una strategia comune, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Quindi strategia comune, lei come la vede? Sì, io ovviamente mi associo a quanto detto da molti altri, Zanetti in particolare, il collega della Will insomma ha detto cose molto importanti. Io credo che andrebbe fatta una riflessione sulle scelte che abbiamo fatto, perché quello che sconvolge me da giovane è vedere giovani che uccidono altri giovani. È una cosa che ci lascia tutti ovviamente attoniti, dovremmo riflettere. Ma capire la logica più che altro, perché dietro ogni azione è vero, c'è appunto la vigliaccheria, come diceva, la vigliaccheria ed è vero, però c'è una logica, secondo me nulla è fatto, soprattutto certe azioni hanno un loro senso, un loro perché. Soprattutto fatte in un certo modo, quindi una volta capita la logica uno può vedere di conseguenza come però reagire. C'è qualcuno che imposta questa logica, ma c'è anche qualcun altro che si fa reclutare in questa logica, e chi si fa reclutare sono giovani di seconda, terza generazione. Esatto, ma per quale ragione? Io credo anche per il rancore che nasce nelle zone da cui questi giovani provengono, dalla periferia parigina, ma non solo, anche perché
parlando di costi, dipende anche dove noi andiamo a tagliare e come spendiamo le risorse, perché se tagliamo le risorse nell'integrazione, nell'istruzione, in quelle politiche che dovrebbero evitare l'alimentarsi del rancore, dell'odio e della voglia, come dire, di sfogare la propria rabbia contro chi ti sta a fianco, forse dovremmo riflettere su quello che abbiamo fatto, se i bombardamenti sono la risposta adeguata che l'Unione Europea o l'ONU deve mettere in campo, o se invece dovremmo riflettere di come spendiamo risorse, perché non mi pare che la spesa militare anche in Italia negli ultimi anni sia calata, forse è calata la spesa per le forze dell'ordine, come si diceva, la benzina nel serbatoio della volante, ma non tanto la spesa militare, che sappiamo è un business di un certo, che ha diversi interessi. Forse la siamo tenuti a livelli internazionali di rispettare tot F-35 vanno fatti, perché Renzi è partito, perché sono anche altri interessi, certo, dicendo le tagliamo, poi ha avuto l'incontro immediatamente a Roma con Obama, li ripristiniamo, quindi lì ci ha fatto capire. Non c'è dubbio che c'è anche una diplomazia nella politica militare. Non è che siamo liberissimi. Però, certo, però poi dipende se facciamo le spending review dove tagliamo. E in questo momento stiamo tagliando su quelli che sono i servizi che servono, dal mio punto di vista, a evitare che chi è ideatore di queste politiche riesca a reclutare giovani che uccidono altri giovani. Assolutamente. Presidente, secondo lei... Segretario, scusi. Semplice segretario. Segretario. Lei da questo punto di vista qua invece intervenire con la Francia oppure stare a una politica, come si diceva, un po' comunitaria, quindi tirare per la corda anche l'ONU, sollecitare l'Europa a muoversi congiuntamente, Europa e non Europa? Allora, io credo che l'Europa si debba dare una svegliata. Oggi noi non possiamo più pensare che questi fenomeni non siano legati a, diciamo così, anche ad aspetti religiosi. Con questo ovviamente non sto dicendo che bisogna andare a combattere una guerra religiosa, ma secondo me va anche capito che probabilmente in quell'ambito si annidano delle problematiche che poi vengono utilizzate evidentemente per certi scopi da questi nuclei, chiamiamoli, chiamiamoli pure di criminali, che utilizzano questo tipo di situazione e anche, voglio dire, lo stesso Corano e quindi la stessa religione per compiere stragi di questo tipo. Però è da troppo tempo che succedono. È da troppo tempo che l'Europa dimostra la propria incapacità di difendersi ed è oramai giunta l'ora di lanciare un messaggio chiaro. Noi non abbiamo nessuna intenzione di sopportare ancora questo tipo di minaccia, e non perché abbiamo, diciamo, paura o abbiamo il timore di dividere su questi temi. Questi temi devono essere affrontati proprio dalla politica in maniera certamente maggioritaria, certamente coinvolgendo più persone possibili attorno anche ad un tavolo, ma con chiarezza. Oggi non possiamo più pensare che questa situazione possa essere, diciamo così, ancora sostenuta o comunque affrontata solo con le parole. Bisogna passare anche un po' ai fatti. Zanetti ha accennato il discorso, anche l'avvocato Mannarella ha accennato l'aspetto religioso, che può essere però anche un fattore di grande divisione a questo punto, per cui può essere questo un aspetto, però poi viene da dire, ci sono stati coinvolti per esempio cittadini che avevano una provenienza anche di fede diversa, che sono stati però coinvolti, per carità, per una conversione sulla via di Damasco. Ma vorrei che quella fosse la foglia di fico. Io non penso che esista una buona religione, qualunque essa sia, che abbia come volano di propulsione il fatto di ammazzare altre persone. Io credo che questo sia banale dirlo, ma penso che sia così. Io penso che siamo davanti a delle persone fanatiche che reclutano, e diceva bene il dirigente della CGIL, reclutano anche in un bacino di giovani a cui non è stato dato, penso a quei territori e non solo quei territori, perché forse vengono poi reclutati in Francia, vengono reclutati in Italia, vengono reclutati ovunque, non solo lì, dove non c'è, come dire, c'è una crisi di valori, c'è una crisi di identità, c'è una crisi di rappresentanza, e io credo anche c'è una crisi di visione. Allora, quando la politica non svolge il ruolo che dovrebbe svolgere, che è quella che, oltre a dividersi sull'aspetto ideologico, perché non è nemmeno vero che le ideologie non esistono più,
Non esistono come in economia quando si fa un intervento di tipo A o di tipo B, ed esistono anche nelle altre situazioni. Quando si fa un taglio, faccio un esempio molto banale, quando si interviene con la chiusura di 23 prefetture, decreto recente del governo che accorpa 23 prefetture in un momento come questo, dove i presidi territoriali dello Stato sono fondamentali, essenziali, e lo si fa per risparmiare 6 milioni di euro. Stiamo parlando di costi. E poi in realtà non si risparmia. Io vi potrei fare una lista che arriviamo domani mattina, dove si potrebbero risparmiare non 6 milioni di euro, ma molto di più. Evidentemente si sta facendo un certo tipo di politica. Allora, venendo alla sua domanda, perché non voglio sottrarmi, penso che non è una questione religiosa, penso, e l'ho detto prima, ne sono sempre più convinto, che in questi 15 anni che ci lasciamo alle spalle dalle Twin Tower, cioè dall'11 settembre, abbiamo visto che la guerra, gli interventi massivi, perché lo ricordo che sono stati massivi in Afghanistan, lo sono stati in altre zone del Medio Oriente, non hanno prodotto soluzioni lì, le hanno esacerbate. Allora la soluzione non passa, credo, attraverso l'intervento militare. Ultima osservazione che credo sia importante. Per seccare lo stagno, e non solo lo stagno, mi verrebbe da dire il mare, ma non voglio esagerare, dove questi nuotano, l'unica cosa che noi possiamo fare è portare nei loro territori, se ne siamo capaci, politiche di sviluppo che siano in grado a queste persone di sopravvivere in maniera dignitosa e decorosa, perché solo così si prosciuga quel territorio, non del fanatico che c'è e ci sarà sempre, ma di quelli che vengono reclutati perché pensano che quella sia l'alternativa possibile, no? Dichiarare guerra all'universo mondo. E lì penso che la responsabilità è, per quanto ci appartiene, europea, perché diceva bene e condivido, insomma, dal manifesto di Ventotene, che era l'humus dove è nata l'idea d'Europa, mi domando che cosa è rimasto. Non c'è una politica fiscale, non c'è una politica del lavoro, non c'è una politica economica, non c'è niente, c'è solo la moneta, che è stata la cosa che ci ha messo tutti appassionatamente, e non potrei neanche dire appassionatamente in questo caso, insieme, producendo i danni che poi, insomma, no? Li vediamo, e lo dico da europeo, e lo dico da europeo convinto, non vorrei essere, e lo dico da europeo convinto, non vorrei essere frainteso, però non possiamo costruire le case dai tetti invece che dalle fondamenta, sennò poi crollano. Però su questo tema dovremmo essere, secondo me, anche da un punto di vista proprio diciamo oggettivo, diciamo così, però chiari. Esiste o non esiste un Islam moderato? Sì. Secondo me esiste, ma per capire se esiste o non esiste bisogna anche, diciamo così, che in qualche modo la politica riesca a mettere all'angolo quelle che sono anche le comunità loro, per cercare di confrontare, magari anche con toni accesi, quelli che sono i temi fondamentali, ad esempio il ruolo della donna, ad esempio il rispetto delle regole e dei nostri valori nei nostri territori, almeno nei nostri territori, condivido. Reciprocità nei luoghi ovviamente nostri e quindi anche loro, in relazione proprio a quella che è, a quelli che sono diciamo, i temi fondamentali della religione. Noi a mio avviso non possiamo non considerare il tema religioso come un tema fondamentale anche nel ragionamento di una società costruita con un Islam che ovviamente ha tutto diciamo, il nostro rispetto da questo punto di vista. Non è che, voglio dire, dobbiamo andare a colpire chi prega, noi vogliamo colpire chi compie atti di questo genere. Chi dà un'interpretazione un po' Menorello. Sì, beh... Perché allora portare l'aspetto religioso è importante, però appunto c'è sempre il rischio, perché appunto abbiamo due componenti. Su quei temi dobbiamo essere chiaramente, diciamo così, attorno ad un tavolo e magari anche confrontarci con loro, ma capire che cosa vogliono loro delle quattro, diciamo così, pilastri fondamentali, tra cui anche il ruolo della donna. Ci devono dire che cosa vogliono fare della donna, vivendo ad esempio nella nostra comunità, nei nostri valori. Non per interferire, chiedo scusa, ma se interferite. Io ancora, lo dicevo ieri a un incontro, la cosa più importante che mi è mancata, o forse non l'ho sentita, mi auguro non averla sentita, è sentire la condanna
da parte di quello che si dichiara Islam moderato o dialogante, perché tra di loro distinguono anche, non vogliamo essere chiamati islamici moderati, vogliamo essere chiamati islamici dialoganti. Non so questa distinzione quanto sofistica sia e quanto utile. Comunque questi moderati islamici non li ho sentiti nei vertici religiosi fare una condanna ferma e senza riserve di questo fatto. È fondamentale premessa per discutere poi dei temi, perché altrimenti quando arriviamo al tema, per esempio, della libertà di genere, no, la donna nel mondo musulmano non vive uno stato di libertà, inutile lo diciamo, anche se le donne intervistate come io sto bene col velo, sono io che l'ho voluto e tutte queste, non è vero, non è così, non è pensabile che sia credibile questo. Quindi è un lavoro di civiltà enorme, enorme, e io credo che sia estremamente difficile affrontarlo con questa base di partenza, perché la reazione del popolo, il quivis del popolo, il cittadino, è l'Islam, è violenza. Non distingue tra i dialoganti e i criminali che fanno. Ma allora vedi, questo ci rallenta ulteriormente nel dialogo che invece deve essere la base di ogni confronto di cultura e di pensiero. Ma lì appunto c'è di cultura, bisogna che abbiano una cultura, ci vuole tutto un percorso di crescita, e stiamo parlando che il problema nasce dalle periferie. Più volte si è puntato l'accento alle periferie, e allora si è appunto stato detto i disadattati, l'odio, la recriminazione, e sono questi che per fare anche un salto culturale hanno bisogno di molto tempo. Ma tra gli occhi ci sono cittadini francesi, questo è il punto. Sì, è vero, e quindi l'immigrazione che entra da noi disordinatamente, senza, nell'illegalità, non potrà essere tra poco una fonte di terrorismo. Però vedi, collega, vedi, è proprio il tema, il fatto che loro fossero inseriti francesi e fossero musulmani, è un dato di fatto. Certo. Allora, anche i musulmani, chiamiamoli dialoganti, moderati e quant'altro, certo, ma ce ne sono anche dei nostri che vanno via. Allora, quelli che partono, vanno, e comunque che si identificano in quella, diciamo così, in quel gruppo di, chiamiamoli pure ammalati dal mio punto di vista, criminali, devono essere smascherati proprio dalle loro comunità. Esatto. Allora, il fatto che queste persone siano, diciamo, legate tra di loro da un ceppo, chiamiamolo religioso, questo non è una scusante. Devono loro essere i primi a dialogare con noi e dire chi sono, quali sono i nominativi di queste persone, perché tanto comunque io credo loro siano in grado di riconoscerli. E quindi devono collaborare con noi da questo punto di vista, e credo che questo sia assolutamente attuabile in velocità. Detto ciò, quello che dici tu è assolutamente vero, tant'è che ieri alla manifestazione che abbiamo organizzato c'erano anche musulmani, c'erano delle signore musulmane che erano venute lì e apertamente hanno dichiarato la loro, diciamo, estraneità ovviamente a tutti gli atti di questo tipo e la loro condanna a questi atti che sono comunque atti di guerra. Assolutamente. Menorello. C'è sicuramente un aspetto di persecuzione religiosa dal punto di vista di chi subisce la violenza. Abbiamo visto che i cristiani sono abbastanza messi vorrei ricordare che tensione. Le cronache non dicono quasi nulla del fatto che, credo non più tardi ancora di poche ore fa, Boko Haram si è macchiato di un'altra strage di oltre 1000 cristiani. Infatti oggi di cristiani adesso sono messi di cui evidentemente in Occidente si è deciso che quelle vite valgono meno per i media occidentali. Così come c'è un fattore anche di persecuzione religiosa o di lotta religiosa all'interno dell'Islam, perché io non sono un grande esperto, ma lo scontro fra i sciiti e i sunniti in buona parte spiega o giustifica o è fra le cause anche dell'ISIS e di chi ha sostenuto l'ISIS in chiave anti-sciita, mi pare. Detto questo, quindi c'è sicuramente un odio è portato soprattutto nei confronti di chi vive un'esperienza religiosa cristiana e non solo. Dopodiché credo che il giudizio sul fatto che la giustificazione di queste lotte sia religiosa, cioè dal punto di vista di chi le produce, vale il giudizio che ha dato il pontefice, cioè nessuna religione autenticamente tale, proprio perché il termine religio, cioè, indica una dimensione della persona
che riconosce se stessa insufficiente a salvarsi e quindi chiede la salvezza ad un altro con la maiuscola, perciò stesso non può diventare violenta nei confronti del prossimo con il quale semmai è esattamente accomunata la stessa esperienza religiosa, magari poi concretamente che si incarna anche in diverse religioni. Ricordiamo che già dal Cardinale Martini e poi Giovanni Paolo II hanno svolto, a questo punto dico, profetiche iniziative 15 o 20 anni fa di incontro fra tutte le religioni, non in nome di un'unica religione in cui tutto viene confuso, ma anzi a partire dal fatto che ciascuna religione indica una domanda dell'uomo che per sua natura porta a vedere nell'altro un punto di condivisione, di compagnia e di confronto, quindi non di odio. Quindi, come ci ripetiamo, giustificare in nome di Dio queste cose è una bestemmia. Tutto ciò che è contro l'uomo è contro Dio. Quindi ci sono delle logiche squisitamente di potere, di bieco potere, di odio probabilmente nei confronti di una concezione dell'uomo autenticamente religiosa. Assolutamente. Ecco, dottor Ramundo, lascio subito a lei, perché detto questo, che è palese, c'è un aspetto economico rilevante che torna in gioco. Sappiamo che sono ricchissimi, cioè dispongono di ricchezze, hanno depredato interi paesi, in realtà, e si sono impadroniti di ricchezze straordinarie. Soprattutto i pozzi petroliferi. Esatto, stavo dicendo, i pozzi petroliferi sono un esempio eclatante, anche in modo illegale tra l'altro. Abbiamo visto transiti clandestini, ecco, quindi dispongono di beni economici che forse noi individualmente, appunto come si diceva, tolta l'Europa che non c'è, che sembra non esserci, non possiamo avere. Quindi c'è qualcosa dietro che va ben oltre l'ideologia con queste analisi. Infatti in un simposio che è stato fatto proprio a Parigi qualche mese fa, dove ho partecipato, tutti gli economisti internazionali, si parlava proprio di questo, ma questi signori non c'erano ancora grandi violenze, cioè nel senso si sapeva che questi comunque facevano minacce, eccetera, facevano un po' di guai in giro, e dicevano ma scusate, ma questo potrebbe essere di nuovo un nuovo Eden, perché? Perché hanno ricchezze infinite, al di là che hanno depredato tutto, tesori eccetera, tant'è che, una notizia che vi do, ci sono dei problemi grossissimi con la voluntary disclosure, cioè con il rientro dei capitali per questi signori nei paesi di origine, perché in Svizzera sono tutti stati bloccati, ecco. Perché qua ognuno si alza la mattina, uno di questi signori, e dice sono io il legittimo proprietario, nel senso sono io il capo di questa banda e quindi voglio rientrare in possesso di soldi che evidentemente non gli appartengono. Quindi ci sono ricchezze immense in giro. Ecco, allora non ci si spiegava appunto da parte di noi economisti come mai questi signori potrebbero fare addirittura uno sviluppo notevole dell'area medio orientale, potrebbero veramente mettere in condizioni sembrano anche, non avere l'interesse allora. Ma pare che vogliano, come dire, soggiogare le popolazioni ed essere loro a dover governare un popolo che deve rimanere ignorante, un po' o comunque dal punto di vista poi religioso dettare le loro regole, soprattutto per esempio nelle famiglie, nelle donne che non possono assolutamente avere le stesse, chiamiamole libertà che abbiamo noi in Europa, in Occidente, non possono insomma fare niente di questo. E allora tutto questo pone un serio dubbio. Che cosa vogliono fare a parte la guerra? Perché è evidente che lo scopo finale, loro stessi sanno che non possono stare contro il mondo. Si parlava in questi giorni che in effetti i musulmani, gli islamici sono 1,5 miliardi, i cristiani pare, o comunque il resto dei credi religiosi arriva a 6 milioni, quindi a 6 miliardi, quindi sostanzialmente un po' sproporzionata la cosa, cioè se tutti questi 6 miliardi si mettessero contro il 1,5 miliardi, sempre che volessimo ipotizzare a computer una guerra ipotetica, beh insomma ci chiamiamo insomma abbastanza vittoriosi. Certo. Quindi il problema è che non hanno bisogno dei nostri soldi, per tornare alla domanda, perché se ne hanno, tra l'altro stanno facendo uno scambio pazzesco, purtroppo anche con nazioni noi sappiamo che in questo momento sono offese dalle minacce oltre che dalle aggressioni e dagli attentati, nel senso che stanno vendendo sotto banco il petrolio, stanno vendendo sotto banco altre cose, quindi c'è qualcosa che non quadra. Ecco perché dico anche le Nazioni Unite sono complici di questa situazione
Io direi a questo punto che qualcuno debba dire basta e mettiamo un po' ordine, no? Un ordine internazionale diverso, perché dal punto di vista economico più caos c'è, più impera la possibilità da parte di qualcuno di fare buoni affari. E i business in questo periodo, guardate che non si sono mai fatti, sia dal punto di vista per esempio degli armamenti, si sta vendendo molto di più che in altri momenti della storia. Ci sono anche trattative per altre materie prime, perché è chiaro nei paesi di guerra evidentemente anche le attività agricole, le attività industriali, quelle poche che ancora resistono, sono quasi tutte bloccate. Quindi c'è chi in questo periodo di come dire, crisi totale dal punto di vista dei valori, della religione, ma anche di paure, anzi ha capacità di fare redditi che voi neanche immaginate. E quindi ecco perché c'è qualche nota stonata, no? C'è chi vuole fare la guerra e c'è chi qualcun altro dice vabbè fatela pure, tanto noi alla fine guadagniamo sempre. Martellato Giordano, dopo andiamo in pubblicità e un po' chiudiamo anche l'argomento. Io credo che proprio i musulmani nella loro totalità abbiano un po' chi in un modo chi in un altro lo scopo sicuramente di portare acqua al proprio mulino e quindi di cercare di coinvolgere il più gente possibile nella propria religione. Questo penso sia normale e penso sia fatto un po' da tutte le religioni. Solo che là c'è chi lo fa in una maniera perché ha capito, è stato coinvolto in altre società, in altri modi di pensare, quindi lo fa in una maniera normale, come deve essere fatto. C'è chi invece lo fa in una maniera forzata e vediamo i genitori che non permettono ai figli di sposarsi con uno che è cristiano oppure obbligano la moglie del figlio a diventare musulmana e quindi sicuramente cercano di portare acqua, diciamo, al proprio mulino. C'è dopo chi la vuole portare con una forza proprio spropositata e abbiamo visto in questi giorni anche interviste di persone che sono pazze, che si armano all'insegna di tu sei cristiano o ti converti o ti uccido. Sono delle scene anche raccapriccianti. E quindi arriviamo a quell'estremità e su questo noi dovremmo partire proprio, cioè dovremmo proprio cercare di integrare certe persone, integrarle come è stato detto prima, partendo dal fatto che ci deve essere rispetto per la persona, che questa sia donna, uomo o bambino, deve esserci rispetto, che questa sia cristiana, musulmana, atea o deve esserci rispetto per la persona, il valore per la persona. Se non condividiamo questo è difficile dopo condividere tutto il resto e quindi arriviamo a certe situazioni. Secondo lei è possibile questa integrazione? Perché là torniamo al solito discorso, questi erano purtroppo soggetti integrati e come riusciamo a farlo nella situazione anche attuale, perché adesso anche noi abbiamo queste masse di persone che arrivano, diamo un'accoglienza che riusciamo a dare, ma se addirittura in regioni che stanno bene, voi Trentino Alto Adige oppure in certi paesi in Germania, no, in Svezia addirittura, non riescono ad integrarsi perché sappiamo che medici professionisti siriani non riescono a trovare lavoro, immaginiamo da noi oppure nel sud Italia, ma anche qui in Veneto in questo momento che lavoro possiamo dare e quindi l'integrazione però viene anche da una serie di componenti, lo star bene, perché tutto nasce dalle periferie, da questi fattori di odio e rancore, di insoddisfazione anche forse. Sì, no, l'adesione, la qualità centrale c'è un ben più di complessità. Non è dubbio, non è semplice, è evidente che è un tema molto complesso. Chiaro che qui tutti difendiamo i nostri valori, la nostra idea di società aperta, libera, plurale. Che non piacciono, si vede. Non piacciono a una parte, qui è stato detto ci sono interessi economici importanti in gioco, non soltanto religiosi, anzi la religione spesso viene utilizzata come mantello per coprire altri interessi. Ovviamente nell'essere fermi nel condannare questo dovremmo anche porci il problema di invece cosa facciamo con chi viene qui o è venuto qui in passato per lavorare, che è determinante per la forza lavoro e per l'impresa veneta in molti casi.
Se noi costringiamo ad esempio una parte di questi a pregare in capannoni in sottoscala della periferia anziché, e utilizziamo a fini elettorali spesso quando queste comunità rivendicano un luogo di culto, o soffiamo sul fuoco rispetto al fatto che magari troviamo il vigile urbano che ferma il ragazzo sikh senza casco perché nella sua cultura il turbante non gli permette di mettere il casco, quindi non capiamo perché succedono queste cose, è chiaro che colpiamo no, ma anche noi colpiamo quella parte che vorrebbe discutere, la trattiamo come loro tratterebbero noi là. Allora non penso che possiamo rivendicare un diverso atteggiamento di quei popoli se poi non ci poniamo anche noi il problema di come chi viene qui onestamente per lavorare e contribuire. Uno di noi parte e dice va lì e compie atti di quel genere, ma perché non è il nostro modello, ci mancherebbe, non è il nostro modello, parliamo in quel caso di terroristi loro... infatti. No, sì, cioè, noi parliamo di terroristi ma che condanniamo. nella nostra, che sono stati e che erano nella nostra società, adesso sono francese, italiana, Veneta, insomma, anche qui abbiamo avuto esempi di persone che sono partite nostre, da qua, certo. nostre che sono andate a finire in quei luoghi per combattere in nome di un Dio. Allora, c'è anche una parte che invece giustamente manifestava lunedì, che vuole essere, come dire, parte di questa società. Il problema è come la consideriamo, se siamo in grado di tenerla dentro questa società. Io dico, lancio questa ipotesi, secondo me, poi siamo anche avvocati, esiste la carta, esistono, voglio dire, dei documenti, esiste anche la possibilità di trovare dei protocolli dove questo Islam, che in qualche modo si ritiene dialogante, possa anche dichiarare innanzitutto ci faccia i nomi di chi è in qualche modo legato a quella parte, che condanni esattamente tutti gli episodi, che ci dica che intenzioni hanno in relazione alla donna, che ci dica anche che intenzioni ha in considerazione anche quelli che sono il rispetto dei nostri valori. Sì, non si può non fare una battuta su quello che diceva l'amico qua, che io anche ho apprezzato in altre occasioni, Giordano mi pare si chiama, cioè quando mi dice il ragazzo sikh che è abituato nella sua cultura, calma, lui è venuto qua da noi, ci sono delle leggi e le rispetta. No, ma non c'è dubbio, non volevo dire che non deve rispettare la legge. No, hai detto che il vigile urbano deve avere una compagnia diversa. Dovrebbe capire. Invece la reazione è solo della condanna. Lasciami che completi. Io credo che ci siano delle cose elementari che dobbiamo condividere e oltre le quali non si può creare l'equivoco. Primo, il principio della legalità. Un signore che viene e porta le sue tradizioni, se viene da noi sa che da noi si deve mettere il casco, certo. O si taglia o toglie i capelli oppure trova un casco che contiene anche i capelli, non so come o vai in autobus. Facciamo anche il business su questo. L'altra cosa che non è, voglio banalizzarla perché veramente è la cosa inaccettabile, la legalità vale per tutti, anche per chi ha storia e tradizione, se no rifiuta di venire qua, sta nel suo paese, come dice il primo ministro dell'Australia, che dice in fondo, no? Sì, infatti sta pensando all'Australia. È una cosa pazzesca, dice no, vieni qua perché da te stavi male, perché da te non c'era la libertà, perché da te non c'era la democrazia, perché da te non c'era il lavoro, perché da te ci sono delle discriminazioni, e avanti questo passo e poi vieni a farci la guerra, torna nel tuo paese con tutta la libertà che noi ti concediamo. Sì, l'ho sentita anche io questa dichiarazione. L'altra questione, e chiudo perché sono una battuta, non era un intervento, non dobbiamo mai dimenticare, a proposito di religioni, per esempio da noi si può aprire la moschea, ma noi possiamo aprire una chiesa, un luogo di culto cristiano nei paesi. Allora c'è un principio del diritto internazionale che è il principio della reciprocità. Se noi non possiamo aprire là, mi viene qua dell'Arabia Saudita, tanto è la ricchissima Arabia Saudita, in Arabia Saudita non si apre quindi un arabo che viene da quel paese, altri paesi e vuole aprire, ma in qualsiasi paese, attenzione, una verifica di legalità, perché se noi prescindiamo dai principi della legalità internazionale e interna, tutto è consentito in nome del buonismo, della tolleranza, dell'apertura. Non è vero, l'apertura si fa sulla base chiare, no, di partenza e rispetto alla legalità. E finisco, la Presidente della Camera che dice che non si può festeggiare il Natale nelle scuole perché crea discriminazione con i bambini musulmani, andrebbe veramente deplorata in sede istituzionale, cioè non ha senso, questa crea ragioni di disordine, l'identità culturale non è ragione di
di guerra con gli altri, di ragione di conflitto, è ragione di maggior apprezzamento. Io apprezzo i musulmani che vivono intensamente il loro culto religioso in modo moderato, nel rispetto della ragione degli altri, ma non posso tollerare che vi siano situazioni per le quali i musulmani che sono ospiti da noi obblighino i nostri ragazzi, i nostri insegnanti a non parlare del Natale nelle scuole perché questo offende la sensibilità ai musulmani. Questa è una cosa inaccettabile. Che lo faccia il Presidente della Camera è una vergogna. È da queste incapacità culturali che nascono i conflitti. Figuriamoci poi i cittadini normali se non si difendono, i genitori che reagiscono brutalmente. Come si può arrivare a queste forme di... Ma basta portarci senza, se lasciamo stare i musulmani andiamo in paesi induisti o buddisti. Sì, c'è un rispetto per le loro tradizioni. Allora, andiamo in pubblicità, poi quando rientriamo dobbiamo cambiare tema perché il tempo vola, potremo dedicarci 2 ore, però abbiamo anche un tempo da dedicare al tema che era quello principale, che comunque è anche strettamente legato a questo, conseguenzialmente. Pubblicità, pochi secondi.